Eccoci di nuovo a Bruxelles nei giorni della plenaria. Oggi è la giornata più significativa con l'intervento di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione. La Presidente ha da subito voluto ringraziare i dottori, gli infermieri e tutti quei lavoratori europei che hanno vissuto in prima linea la crisi dovuta al Covid e che si sono assunti tanti rischi per aiutare le persone nelle situazioni più difficili. Il Covid ha spronato l'Europa a cambiare e oggi sarà l'Europa a realizzare un futuro dove le paure e le differenze facciano spazio alla fiducia, alla solidarietà, alla responsabilità. Prima di tutto von der Leyen, nel tratteggiare l'Europa del domani, ha voluto sottolineare una priorità, quella di dar vita ad un'Europa della sanità, annunciando un vertice globale da organizzare proprio in Italia. Tutti gli europei devono avere accesso ai farmaci, alle cure e alla prevenzione. Certo, sarà necessario modificare i trattati per attribuire all'Europa competenze più forti e stringenti che oggi non ha. Le nostre economie hanno bisogno di essere sostenute e anche grazie al lavoro del Parlamento sono state investite risorse senza precedenti per il lavoro, le aziende e le famiglie. Per questo dobbiamo proseguire verso un'unione economica monetaria più forte. Ovviamente con la nuova strategia industriale europea si andrà verso la digitalizzazione e l'innovazione del sistema produttivo, che dovrà essere in linea con il New Green Deal. I giovani ci hanno dato un grande esempio. La tutela e la difesa del clima contro i cambiamenti climatici deve permeare tutte le nostre politiche di sviluppo. L'Europa sarà il primo continente al mondo ad emissioni zero di CO2 entro il 2050. Questo ridurrà la nostra dipendenza all'importazione di energia e creerà posti di lavoro. Il 37% di Next Generation EU verrà speso per gli obiettivi del Green Deal e il 20% sarà utilizzato per il digitale e avvierà così il decennio digitale europeo. Vogliamo portare la banda larga ovunque, anche nelle zone rurali. Riguardo la politica estera dell'Unione non ammetteremo violazioni dello Stato di diritto e dei valori europei. Per questo dobbiamo superare la regola dell'unanimità e passare a quella della maggioranza qualificata quando si parla di diritti umani e di sanzioni. La prossima settimana la Commissione presenterà un nuovo patto sulla migrazione, con approccio concreto e umano allo stesso tempo. La persona ha una dignità solenne e per noi salvare vite non è opzionale. Lotteremo contro i trafficanti e chi ha diritto a restare dovrà integrarsi e mettere a frutto la propria potenzialità. La migrazione è una sfida europea e tutta l'Europa deve fare la sua parte. Dobbiamo passare all'attuazione, alle cose concrete, dalle parole ai fatti e al superamento del regolamento di Dublino. Vogliamo costruire un'Unione Europea dell'uguaglianza contro ogni forma di discriminazione. Le violazioni dello Stato di diritto non possono essere tollerate, i valori europei non sono in vendita. La lotta al razzismo non verrà mai trascurata e ci batteremo affinché ognuno possa amare chi desidera ed esprimere la propria identità. Ecco il mondo in cui vogliamo vivere, ecco il mondo che vogliamo costruire, più sano e rispettoso, il mondo che noi creiamo oggi per i nostri figli domani. Smettiamo di sminuire l'Europa e lavoriamo per farla diventare quella che vogliamo, più libera e più forte.